collaborazione con l'Associazione Scrittori e Scrittrici di Bolzano, domani sera, sempre alla stessa ora, in questa sala. E poi, come sapete, abbiamo tante cartoline, abbiamo tante iniziative, le lasciamo così all'entrata, così potete vedere quello che organizzeremo anche la prossima settimana. Vi do una breve spunto. Il 4 avremo la presentazione di un libro con l'autrice Veronica Oberpichler in dialogo con Cristina De Paoli, che è una psicologa psicoterapeuta, e si parlerà degli abusi sessuali. Quindi noi rompiamo il silenzio e parlano le persone che hanno subito abusi sessuali. Fa parte di un ciclo di percorsi di dipendenze e di abusi che abbiamo iniziato quest'anno, dapprima con la dipendenza del gioco, poi con la dipendenza dell'alcol e adesso siamo in questa fase dedicata agli abusi. Questo perché la biblioteca è impegnata non solo nel fornire dei percorsi di approfondimento culturale preziosissimi, incontrando direttamente autori e autrici, ma anche perché ci sentiamo in dovere di dare anche degli strumenti per vivere e attraversare la vita in maniera più sicura e più consapevole. E niente, insomma, se poi avete bisogno e voglia di approfondire, noi abbiamo le cartoline, ci sono le persone a disposizione e vogliose di darvi tutte le informazioni delle nostre attività. Ricordo il premio Claudio Augusta, che è un premio per le tesi di laurea, di ricerca e di dottorato che ogni anno parte dalla primavera e si conclude il 12 di settembre di quest'anno, per cui se conoscete delle giovani studentesse o studenti che si stanno impegnando in questa attività con una tesi o con una ricerca di interesse locale, mandateceli, perché a noi interessa il loro lavoro e ci interessa promuovere le loro ricerche. A questo punto vi lascio la parola, cedo subito il microfono a Guido Margheri, che ogni settimana vedo con grande piacere, e vi saluto e ringrazio tutti i nostri ospiti. Grazie. Grazie alla dottoressa Trevisan, grazie a chi ha contribuito a questa iniziativa, ovviamente le istituzioni, e voglio ricordare tutte le associazioni che hanno contribuito. Sono sulla locandina, ne voglio sottolineare una perché ha un particolare significato per la nostra città, ovviamente il Circolo Culturale Salvemini, che su Matteotti evidentemente tutti gli anni investe e fa iniziative insieme con noi. Dopodiché ci siamo messi d'accordo con il nostro moderatore Antonio Testini, che come sapete non modera affatto, perché è giusto che sia, l'abbiamo scelto apposta perché è cosa del genere, per cominciare prima dell'introduzione con il film che, come vedrete, è la parte breve di questo filmato che è stato fatto apposta per il centenario di Matteotti, e abbiamo deciso di aprire con quello, anche perché offre un sacco di spunti. Grazie a tutte e a tutti. Allora, un momento, dico due parole. Allora, buonasera. Sono felice che ritrovo l'amico Testini. Io venni nel 2004, fui invitato, fra l'altro temevo un vuoto di pubblico perché ricordo bene che c'era il comizio di chiusura di Lilli Gruber per le europee e invece ci fu una partecipazione sia anche di cittadini di lingua tedesca, perché poi ero intervenuto sui contrasti di cui Matteotti si occupò. Naturalmente io sono legato molto a Bolzano perché mio nonno e suo fratello scoprirono la Val di Non, Malosco, anni 30, rivedevo le foto molto belle e poi abbiamo continuato con mio padre, io stesso vado ogni anno e quindi sono molto legato a questi luoghi. Sono andato quest'estate anche al Comune di Fondo. Spero che abbiano fatto questa ricerca perché Matteotti era molto amico del sindaco di Fondo, che all'epoca era un socialista. Passando da Bolzano, dove tenne un comizio fra l'altro in una perfetta lingua tedesca, doveva raggiungere Fondo, poi per problemi di trasporto non lo raggiunse, però c'era questo legame. E allora io ho suggerito, non so se per il mio consiglio è stato seguito, di seguire anche questa pista. Non solo, a dicembre ho detto, bene, perché poi mi arriva tutto quello che c'è su Matteotti, quindi naturalmente Bolzano,
la statua, la piazza, gli spostamenti. E allora ho detto, voglio chiamare il comune, e qui mi pare ci sia proprio l'interlocutrice, che credo sia il braccio destro del sindaco, dico, noi abbiamo inaugurato a settembre alla Camera dei Deputati una mostra su Matteotti. Io credo potrebbe essere un'occasione quella di portarla a Bolzano. E vedo che poi il sindaco ha accolto questo invito e quindi ci si rivedrà fra ottobre e novembre. Il filmato che voi vedete accompagna la mostra, ma non è il filmato intero, ci sono 2 filmati brevi. Questo breve serve per i totem, si segue in piedi, una ventina di minuti. L'altro di 50 minuti seduti appunto in una saletta apposita, e lo potrete vedere chi è interessato alla mostra. E quindi non mi resta che augurarvi buona visione. T'aspettan le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavori. Il nome di Giacomo Matteotti è per sempre associato all'eroico difensore della democrazia e della libertà, all'idea che non muore. Nasce a Frattapolesine, in provincia di Rovigo, da una famiglia di proprietari terrieri il 22 maggio 1885 e con i fratelli Matteo e Silvio è il secondo dei 3 figli. Frequenta il liceo Ginnasio Celio di Rovigo e successivamente accede alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, dove consegue la laurea nel 1907 con una tesi sul concetto di recidiva. E per la strada gridava ai scioperanti, non più vogliamo da voi restar sfruttati. Fin dalla giovane età entra a far parte del Partito Socialista e si dedica alla promozione di circoli, leghe e cooperative a favore del proletariato rurale nel Polesine. Oltre al suo impegno politico, manifesta un profondo interesse per la vita, la cultura, l'arte e lo spettacolo. Nello sport si dedica al nuoto, al canottaggio, all'equitazione e all'alpinismo. Con la moglie Velia, sorella del celebre baritono Tita Ruffo, poetessa e scrittrice, Matteotti forma un legame profondo. Velia, con la quale avrà 3 figli, Giancarlo, Matteo e Isabella, costituisce un sostegno affettivo e psicologico insostituibile, alimentando in lui un'energia interiore straordinaria. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e all'ingresso dell'Italia nel conflitto il 24 maggio 1915, Matteotti si schiera come antinterventista, opponendosi con fermezza alla decisione di entrare nel conflitto. Terminata la guerra e tornato alla politica attiva, si candida alle elezioni del novembre 1919 nel collegio di Ferrara Rovigo. La campagna elettorale è segnata da intimidazioni e violenze, ma il giorno delle elezioni si svolge senza incidenti. Matteotti viene eletto deputato e una volta insediatosi si dedica principalmente a questioni giuridiche ed economiche,
affrontando temi legati alla pace e alla politica estera. Si fa notare denunciando apertamente il filofascismo antisocialista tra la classe dirigente liberale e gli intellettuali con passato interventista. Subisce per questo ripetute aggressioni e viene sequestrato dagli squadristi il 12 marzo 1921 a Castel Guglielmo, dopo aver tenuto un discorso di protesta alla Camera. A seguito di questo evento è esiliato dal Polesine e gli viene impedito di svolgere le funzioni di deputato e consigliere provinciale. Matteotti capisce come il fascismo si organizzi attraverso squadre armate, agendo con una campagna strutturata e militarmente coordinata contro obiettivi precisi, e giunge alla conclusione che la violenza costituisca l'essenza stessa del movimento. Il 25 febbraio 1924 Re Vittorio Emanuele III scioglie le Camere e indice nuove elezioni politiche. Le votazioni si svolgono il 6 aprile e la vittoria schiacciante della lista fascista fa sì che Mussolini riceva l'incarico di Presidente del Consiglio per la formazione del nuovo governo. Il 30 maggio, all'apertura della nuova legislatura, Giacomo Matteotti, nella sua veste di segretario del Partito Socialista Unitario, denuncia apertamente i brogli e il clima intimidatorio che hanno caratterizzato le elezioni. In questa occasione alza la sua voce per l'ultima volta in difesa del Parlamento e della sua irrinunciabile funzione legislativa e di controllo. È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione a uno La Giunta delle elezioni ci ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più! non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi, se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario Stanno nel corso i nostri voti, per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Il 10 giugno viene aggredito vicino alla sua abitazione in via Pisanelli, nei pressi del lungotevere Arnaldo da Brescia, da 5 sicari appartenenti alla cosiddetta Ceca, organizzazione sotto il comando di Cesare Rossi, capo dell'ufficio stampa di Mussolini, e Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del partito fascista. Dopo una violenta colluttazione viene trascinato su un'auto, colpito con pugni e calci e ucciso con una coltellata. Le ricerche del corpo del 39enne deputato rimangono senza esito per diverse settimane. Il 16 agosto, dopo oltre 2 mesi dalla scomparsa, il cadavere viene rinvenuto in una fossa nella macchia della Quartarella nel Viterbese. Nella commemorazione a Montecitorio, il 27 giugno, Filippo Turati conclude con queste parole. Dall'eccidio di Giacomo Matteotti la nuova storia ricomincia.
A noi un solo compito, esserne degni. Turati ne celebrerà la memoria con una commemorazione ancor più toccante dal suo esilio in Francia nel giugno 1931, pochi mesi prima di morire. Jacques Matteotti, 7 ans après. Plus le jour s'éloigne où il a été massacré, et dans les esprits distraits pâlit le souvenir de ce qu'il a été, de ce que son sacrifice a signifié. 1 an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans ont martelé leur agonie sur le cadran de la vie. La neige de cet hiver s'est amoncelée, puis a fondu silencieusement sur la désolation infinie de ce tombeau solitaire, et malgré tout cela, plus vivant que jamais, l'image et le souvenir animent la pensée, le cœur de ses fidèles. Ah, il n'est pas de ces morts que le sang ronge et détruit. L'appel de sa voix ne faiblit pas. L'éclat de son regard ne se voile pas. En vain, la clepsydre du destin verse sur son nom sa poussière obstinée. 2 Italies, 2 mondes. La rédemption, la honte. Une nation qui se réveille, qui aime, qui aspire au sommet. Le geôlier, l'espion, la torture, la pensée dans les fers, le sein et le parti. La main qui offre et qui s'offre, la griffe qui arrache et déchire. Le cri de l'aurore et le cri nocturne du hibou. Repose, cher disparu. Retourne ton linceul, fils chéri. L'heure rosée de l'aube n'a pas encore sonné. Mais nous que renouvelons le serment d'alors, le serment de toujours. Au nom des jeunes, de tes frères, de nos filles, la grandeur viendra. Su disposizione governativa, ma senza che alcuna comunicazione ufficiale sia emanata, la bara viene traslata sul carro merci di un treno che lo avrebbe condotto a Fratta Polesine. Lavoratori, operai e contadini si assiepano lungo i bordi della ferrovia per rendere un ultimo e silenzioso omaggio al feretro. Racconta Filippo Turati. Quando nella scialba mattinata dentro il borgo, tutto silenzioso come un caposanto, il feretro fu portato a braccia dai compagni dalla stazione alla casa, il salotto terreno era già convertito in cappella ardente. Or se ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola Rossi e Dumin, il capo della banda, Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su d'una macchina caricato da quegli ignobil della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là da quei vili aguzzini, gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante.
e dopo averlo a torto bastonato, di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili traditor moriva Matteotti, capo dei lavoratori. L'omicidio di Matteotti provoca una drammatica crisi politica e istituzionale. Il 26 giugno 1924, 130 deputati dell'opposizione, tra cui i popolari, i socialisti con Filippo Turati, i massimalisti, comunisti, liberali amendoniani e repubblicani, si riuniscono nella Sala della Lupa di Montecitorio, poi chiamata Sala dell'Aventino a ricordo di quell'evento, e decidono di abbandonare i lavori parlamentari, fintanto che il governo non avesse chiarito circa la scomparsa dell'onorevole socialista. Mussolini rischia di essere travolto da un diffuso sentimento di sdegno e indignazione. Ed è sull'onda di questa emozione che il giovane Sandro Pertini, con una sua lettera da Firenze, chiede di iscriversi al Partito Socialista Unitario al segretario della sezione di Savona, pregandolo di indicare, come data della tessera, proprio il 10 giugno 1924. Mio ottimo amico, gli scrive, ho la mano che mi trema. Non so se per il grande dolore o per la troppa ira che oggi l'animo mio racchiude. Non posso più rimanere fuori del vostro partito. Sarebbe vigliaccheria. Pertanto, pronto ad ogni sacrificio, anche a quello della mia stessa vita, con ferma fede, alimentata oggi dal sangue del grande martire dell'idea socialista, umilmente ti chiedo di farmi accogliere nelle vostre fila. Ti chiedo di volermi rilasciare la tessera con la sacra data della scomparsa del povero Matteotti. Il 3 gennaio 1925, per evitare la crisi di governo e le sue dimissioni, Mussolini interviene alla Camera con un discorso in cui si assume l'intera responsabilità di quanto avvenuto e riesce così a riprendere rapidamente il controllo, procurando una svolta autoritaria che sfocerà nella dittatura. Il delitto Matteotti e il processo Beffa di Chieti, dove tutti gli esecutori materiali vengono rilasciati poco dopo, hanno ispirato diverse personalità artistiche e letterarie. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il nome di Giacomo Matteotti è oggetto di celebrazione in tutto il mondo, attraverso diverse forme di commemorazione, come monumenti, lapidi, piazze e strade. Nel contesto del socialismo internazionale e dell'antifascismo democratico, è considerato il martire della libertà liberatrice. La sua memoria è preservata anche attraverso racconti e canti popolari, contribuendo così a tramandare la sua eredità e a mantenere vivo il ricordo come simbolo di resistenza e lotta per la libertà. La sua missione può essere riassunta nella risposta data a chi lo aveva invitato il 10 maggio 1924, un mese prima del suo assassinio, a lasciare la politica per tornare agli studi giuridici. Parole che hanno quasi il sapore di un testamento spirituale.
Illustre professore, purtroppo non vedo prossimo il tempo nel quale ritornerò tranquillo agli studi abbandonati. Non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso per rivendicare quelli che secondo me sono i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna. Ha scritto il poeta Miguel de Unamuno poche settimane dopo la scomparsa di Giacomo Matteotti. O mio fratello, insieme ci ergemmo contro l'ignominia. Tu irrorasti del tuo nobil sangue l'inaridito cuor del popol tuo. E da quel cuore e da quel sangue adesso fioriscono i virgulti imperituri. Tu sei l'Italia, o mio grande fratello. No, tu sei molto di più. Sei la protesta dell'animo del mondo. Bene, appena sarà possibile, ovviamente con il permesso di Caretti, di Breda, degli Innocenti, ci ripromettiamo di far vedere il film, quello nella versione completa. Questa è un'anticipazione. Ecco, questa è un'anticipazione, vi assicuro che avendo visto altre presentazioni di questo libro, poi varrà la pena. E lo faremo, credo, così vi do anche già un'anticipazione, c'è qui la capo di gabinetto del Comune, dottoressa Michielli, il comitato per il centenario di Matteotti, che è molto variegato, ha deciso che questa è l'iniziativa che apre tutta una serie di altre iniziative, ce ne saranno molte ovviamente in occasione dell'anniversario, e successivamente in autunno, alla riapertura delle scuole, ci sarà la mostra che ha l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, che su queste cose è sempre molto sensibile e ci richiama giustamente, come ha fatto oggi nel 50° anniversario della strage di Brescia, e quindi lo ringraziamo di questo suo sempre ruolo istituzionale prezioso. Ci sarà la mostra che sta girando per tutto il Paese e sarà qui a disposizione delle nostre scuole. In parallelo con la mostra ci saranno altre iniziative. Perché ha senso Giacomo Matteotti? Voi direte perché è sempre stato ricordato anche da noi in tutti questi anni come martire antifascista. E però questo suo ruolo di martire antifascista ha oscurato alcune cose importanti. Ha oscurato il Matteotti vivo,
che è tante cose. È uno di quelli che si rende conto per primo del pericolo che rappresenta il fascismo. È uno di quelli che cerca di costruire una via per rispondere alle domande sociali drammatiche dell'Italia che cerca prima di evitare la guerra, poi di reagire alla guerra con una spinta sociale e di partecipazione molto forte. È uno di quelli che si impegna nel sindacato e nelle cooperative per conquiste storiche che poi verranno ovviamente abolite dal fascismo, come l'imponibile di manodopera, come il riconoscimento delle leghe come interlocutori degli agrari. È uno di quelli che, quando c'è il congresso di Livorno e la separazione, non ci può essere. È una cosa che mi ha molto colpito dell'introduzione del libro, perché va a Ferrara, dove i fascisti cominciano la loro sistematica opera di distruzione del movimento operaio e cerca di opporsi, come raccontato anche nel filmato, in quei giorni viene rapito, viene oltraggiato, insomma ci sono tutta una serie di cose e lui a Ferrara prende la responsabilità, pensate, un deputato come responsabile della Camera del Lavoro per cercare di resistere. E poi è stato ricordato il Matteotti per la pace e qui c'è Vincenzo Calì, che ringrazio per la sua presenza, perché Matteotti è uno di quei socialisti che si impegna perché all'Alto Adige, alla comunità sudtirolese, siano riconosciuti all'interno dello Stato italiano tutta una serie di diritti. Questo è il Matteotti che spesso viene dimenticato. E perché viene dimenticato? Spesso viene dimenticato perché è scomodo. È scomodo per tutti, perché non è retorico, perché costringe a ragionare sull'antifascismo, ma soprattutto perché rappresenta, e non a caso, i fascisti, quelli vecchi e quelli nuovi, continuano a oltraggiare le memorie che lo ricordano. A questo proposito poi Caretti racconterà alcune cose che mi hanno colpito, della damnatio memoriae attiva che colpirà tutti i luoghi in cui Matteotti è ricordato anche molto dopo l'omicidio e la vittoria del fascismo, quasi a dimostrare questa cosa. In sostanza il regime fascista nasce da un delitto politico, da un delitto di regime. E da questo punto di vista evidentemente questo costringe a fare una serie di riflessioni e il centenario è il modo giusto per ricordarlo, non solo pensando al passato, ma anche all'attualità e alla necessità che quell'attenzione e quei valori siano ricordati anche oggi. Il centenario si svolgerà in questi giorni, ma il centenario vale se evidentemente queste idee marciano anche per dopo. Questo è il senso di questa apertura e ringrazio ovviamente Stefano Caretti che, come dire, quando si dice Matteotti, Stefano Caretti è la persona che più ha approfondito nel nostro paese, attraverso non solo tutta la pubblicazione delle opere di Matteotti, ma anche delle opere per tema. E quindi si può trovare il Matteotti umano, familiare, si può trovare il Matteotti pacifista, si possono trovare tutta una serie di cose. Ringrazio ancora Vincenzo Calì per il completamento della cosa e do la parola al non moderatore Antonio Testini. Cercherò di fare il mio meglio. Io vorrei che stasera aleggiassero alcuni concetti, il concetto di indignazione, il concetto di intransigenza
il concetto di coerenza, che non a caso credo che possano essere molto collegati alla figura di Matteotti. Matteotti è un personaggio intransigente contro il fascismo, anzi addirittura si mette anche contro il suo partito. Il segretario del Partito Socialista Unitario prende posizione contro il fascismo e contro coloro che all'interno del partito ammiccano a Mussolini e alle sue bande. Matteotti è coerente con la sua storia, l'avete visto nel filmato, perché è radicato nel Polesine ed è vicino ai ceti meno abbienti, ai suoi contadini. Matteotti è intransigente. Io vorrei che stasera, scusate, non è retorica, non è enfasi, vorrei che stasera, alla fine della serata, dopo aver sentito il professor Caretti e il professor Cadì, venisse fuori, come dire, una sorta di serata antifascista. Perché su questo termine, antifascismo, insomma, qualcuno se ne vergogna. Io dico no, noi dobbiamo rivendicarlo. E proprio attraverso Giacomo Matteotti noi dobbiamo capire che cosa significa oggi l'antifascismo, che cosa significava negli anni '20 e perché, a mio parere, Giacomo Matteotti è da considerarsi il primo antifascista. L'ha segnalato bene il presidente dell'ANPI, il nostro presidente dell'ANPI, Guido Margheri. Il libro, Il nemico di Mussolini. Io in questi anni ho avuto la fortuna non solo di sentirmi con il professor Caretti, ma di aver letto una serie di testi del professor Caretti. E posso dire che è ricorrente, come in questo testo, il tema della memoria, ma una memoria che non è collegata solo al passato, direi che è qualcosa di diacronico, perché poi ha degli effetti nel presente e ci insegna una serie di valori ancora attuali. Quindi io stasera ringrazio il professor Caretti per la sua presenza, ringrazio il professor Cadì e ricordo la sua bellissima prolusione su un partigiano che nessuno di noi ha mai dimenticato, Andrea Mascagni, alias il partigiano Corsi. Ne parleremo poi diffusamente, professore. Allora, anche perché voglio fare davvero il moderatore, nel senso che voglio sentire, non voglio levare spazio ad altri, professore, io partirei subito dalla introduzione, il corpo di Matteotti. A me, quando penso a Matteotti, non lo so, mi viene sempre in mente un'opera di Domenico Merigi, Caravaggio, cioè quell'opera bellissima sulla flagellazione di Cristo. Se voi l'avete in memoria, ricorderete che nella flagellazione di Cristo c'è Cristo, ci sono accanto gli aguzzini e dietro c'è uno sfondo nero. Cosa c'è di sottostante in questa olio su tela? Beh, di sottostante c'è il trionfo del Cristo e ci sono gli aguzzini. Ora, se immaginate di trasferire questa bellissima opera e a Capodimonte a Napoli, io l'ho vista a Milano, se trasferite questa immagine, beh, subito possiamo capire che il Cristo lo possiamo identificare con Matteotti e con tutti quelli che hanno sofferto per la violenza fascista e non, e gli aguzzini, la banda della cieca, nonché tutti coloro che hanno vessato gli antifascisti e coloro che si sono opposti alle dittature. Il primo capitolo è un capitolo, a mio parere, molto originale, perché parte dalla strage di Bologna. Allora, professore, prima domanda da moderatore. Come mai questa scelta da parte sua e di Marzio Breda, famoso quirinalista del Corriere della Sera? Allora, qui Testini mi obbliga a lei, perché noi ci diamo sempre del tu. Sembra quei giornalisti, ma non siamo in televisione, che si danno del lei, poi al momento della fine del programma, ciao carissima e cosa. Quindi cosa faccio? Le do del lei, ci hanno sempre dati del tu, quindi no, mi mette in imbarazzo. Io comunque continuo col tu. Devo dire che, ma lo confesso, la parte del corpo è poi stata più sviluppata da Breda.
perché è un aspetto doloroso ed è stata una scelta sua e dell'editore. Quindi è lui che ha costruito questa cosa. Io ho solo fornito quello che erano i miei studi. Certo, questo spiega come Matteotti è considerato anche dopo morto un nemico implacabile. Nel momento in cui viene ucciso, poi abbiamo le leggi fascistissime, ma questo odio continua. Lui viene sepolto, non c'era ancora una cappella della famiglia, in una cappella di una famiglia, Trevisan Amici. Bene, gli squadristi subito minacciano la famiglia Trevisan, noi facciamo esplodere la cappella. Allora devono prendere i resti, quel poco che c'era ancora di Matteotti, seppellirlo in una terra sconsacrata. Nel 28 invece si decide di autorizzare una cappella, ma questo ha un motivo, anche questo da parte del fascismo, difensivo. Ci sono negli ambienti antifascisti all'estero, ma guardate, non tanto i socialisti ma i repubblicani. I repubblicani, le reliquie sono fondamentali, anche un'unghia ha un suo grande valore. Allora loro mandano qualcuno per vedere, di scoprire dov'è questo cadavere. A quel punto le gerarchie fasciste dicono no, si fa la cappella, viene messo il corpo, quello che restava di lui, in un sarcofago di marmo che avevano donato gli operai socialisti belgi, con un coperchio di quintali, non solo, poi viene cementato, che è sempre questo timore appunto della cosa. E durante il ventennio naturalmente si proibisce qualsiasi visita. Se qualcuno viene colto a visitare, subito incorre nelle disposizioni di legge. Ma addirittura nel 1944, quando ormai tutto sta per crollare, per il 10 giugno il questore di Rovigo dice: beh, mi raccomando, vigilanza alla tomba. Quindi questo corpo, quest'anima di Matteotti che continua a fare paura. Lo fa ai fascisti, ma lo fa anche a Mussolini. Non è un caso che Mussolini scelga proprio il 10 giugno del 40 per dichiarare la guerra, cioè è un modo questo di finalmente chiudere con questa data, con la figura di Matteotti. La Giustizia, l'organo del Partito Socialista Unitario, nel 24 scrive: da vivo e da morto è stato fatto scempio del suo corpo. Vedendo e esaminando il primo capitolo di questo testo, a me è venuto in mente i corpi straziati, mettiamolo così, di Che Guevara, di Navalny, dei bambini di Gaza, delle donne violentate il 7 ottobre, dei morti di Bucha. Quindi l'aver iniziato il testo con la strage di Bologna è significativo ed è emblematico sotto questo punto di vista. Vabbè, C'è chi il corpo è scomparso, polverizzato, non si sa neanche. Anche sì, la fresca. Sì. Vabbè, ti do del tu anche se ho delle difficoltà personali. Come difficoltà ce lo diamo sempre. È una finzione, se no. Siamo compagni di Facebook, sempre lì che ci... Poi ci conosciamo da 20 anni, perché appunto venni nel 2004 qua per l'80° del delitto. Certo. Allora, o se no del voi. No, il voi no. Appunto. Allora diamoci del tu. Voi no. E allora diamoci del tu. Allora, uno slogan: Matteotti prima di Matteotti. Cioè, noi conosciamo il discorso del 30, anzi si conoscono tutte le vicende ben descritte nel film, il discorso del 30 maggio, poi il corpo ritrovato nel bosco alla Quartarella, la violenza che si fa sul suo corpo, eccetera. Però il Matteotti prima del 30 maggio
e poco conosciuto. Beh, Nel testo questo è stato il mio impegno, per cui poi ho delegato a Breda sul corpo e il delitto, che pure conosco. Su questo possiamo anche tornarci, anche per sfatare certe leggende, la vicenda Sinclair dei petroli, che come vi spiegherò poi non conta nulla. Allora, quando io sono stato chiamato nel 74 a fare la voce Giacomo Matteotti sul dizionario biografico del movimento operaio, io mi sono accorto che su di lui non c'era nulla. Cioè, si parla sempre della vittima, dell'eroe, ma del personaggio che ha una sua grande ricchezza non c'era nulla. Ed era singolare che la prima traduzione di uno scritto importante suo, Un anno di dominazione fascista, fosse stato pubblicato all'estero in Inghilterra nel 69. E il primo convegno di studi sulla sua figura fu fatto a New York, non in Italia, grazie al contributo generoso degli operai italo-americani. E questo la dice lunga. Ho detto anche generoso perché la colonia italiana era molto numerosa e quindi loro coprirono tutte le spese, fu uno sforzo non indifferente, va ricordato. Allora, ci si stupisce, si dà sempre la colpa ai giovani. Ah, ma i giovani, vai nelle scuole e non sanno chi è Matteotti. Ma come fanno a saperlo, se non lo sanno neanche i loro docenti? Se i testi scolastici fino a pochi anni fa riservavano 2 righe. Viene ucciso, alcuni poi neanche dicono che è il segretario del Partito Socialista Unitario, che nel 24 è il primo partito della sinistra. No, il deputato socialista. Bene, l'Aventino. Quindi, confinato in 2 righe, non puoi pensare o pretendere che questi ragazzi, al di là del rilievo toponomastico, Ponte Matteotti, Viale Matteotti, possono sapere qualche cosa. Bene, nel 2015 un mio vecchio compagno di infanzia, un valido economista, dice: guarda Stefano, presentiamo all'Accademia dei Lincei tutti i 12 volumi di scritti e discorsi. A presentarlo era uno dei più autorevoli studiosi di storia contemporanea, Massimo Salvadori. E lui debutta così: ho guardato, ne parlavo con mia figlia tutta l'opera, ho preso coscienza che di Matteotti non so nulla, e parliamo di un grandissimo cosa. Tanto che poi ci siamo rivisti l'anno scorso alla manifestazione Più liberi, e allora scherzando mi ha detto: hai visto Stefano, ho espiato. Cioè, ecco, se un grande studioso come lui, che ha una conoscenza delle conseguenze del delitto Matteotti sul piano interno e internazionale, fu veramente una svolta, ecco, comprendiamo come sia un personaggio che sia stato ignorato. E del resto, sul piano anche pubblicistico, attira di più quello che dice, che qui le teorie dietro c'è la massoneria, no, dietro c'è la pista affaristica del petrolio, no, c'era il Vaticano, no, c'erano le case da gioco. Questo piace molto. E quindi si continua a parlare del delitto. Il mio scopo in questi 40 anni, diciamo con scarso successo, è stato quello di dire: bene, io costruisco delle fonti, qui avete tutto. Col centenario sono uscite 20 biografie, almeno 10 spettacoli teatrali, delle graphic novel, e tutti hanno... Quindi molte volte mi incontro con alcuni di questi autori e dicono: ma però tutti questi libri, e dico: no, ma io sono contento, hanno dato finalmente un senso al mio lavoro, era questo che io volevo, misuratevi sulle fonti, non mi interessa se c'è una concorrenza di 20 volumi, se no cosa ho fatto? Ho lavorato per 40 anni sui carteggi, sulle cose, però adesso per fortuna si parla appunto negli spettacoli anche televisivi, sempre del Matteotti vivo, i rapporti con la moglie, perché noi parliamo di una grossa personalità, una personalità che quando io sono andato a fare ricerche all'estero è ricordata. Ora anche qui ci troviamo a Bolzano, lui si occupa molto della situazione, dei contrasti che si vengono a creare nel 20.
Ebbene, lui sul piano internazionale innanzitutto controlla benissimo l'inglese, il tedesco, il francese. Per i suoi studi giuridici ha girato i penitenziari di tutta Europa per fare poi un volume importante sulla recidiva. Ebbene, lui alle conferenze internazionali dell'Internazionale Socialista è quello più preparato sul problema delle riparazioni di guerra. Cosa dice? Attenzione, questa è una pace cartaginese. Voi provocate il revanchismo tedesco. Non potete imporre delle condizioni capestro a cui loro non possono fronteggiare. Voi fate il gioco dei revanchisti, è quello che lui chiama del Mussolini della Baviera, parlando appunto di Hitler. Se vogliamo evitare questo e la balcanizzazione dell'Europa, uno prende un pezzo di quello, uno un pezzo dell'altro, e quindi l'esasperazione dei nazionalismi, abbiamo un'unica via, gli Stati Uniti d'Europa, creando una collaborazione economica, culturale fra questi paesi, noi possiamo evitare una nuova guerra. Matteotti, come dicevo prima, non lo si deve capire solo se si intende radicato con il suo Polesine. E col Trentino. No, sì, diciamo, poi ne parlerà, tra poco ne parlerà. No, ma il Trentino come carattere, sì, come perché carattere. Polesani ancora adesso è la provincia più spenta mi ha sempre affascinato nella lettura dei tuoi testi, questo e i precedenti, questo legame forte con il Polesine, con i contadini. Teniamo presente che all'epoca l'analfabetismo era molto elevato. Matteotti contraddistingue la situazione politica nell'insegnare come si legge un bilancio, nel guidare le lotte proprio per... Beh, lui lo dice, il socialismo non sta in un'affermazione elettorale, che è contingente, può venire come può scomparire. Il suo proposito è quello fondamentalmente, appunto, l'istruzione, creare una classe amministrativa che sappia leggere il bilancio e che poi sia contraddistinta da grande, questo era verissimo, quindi parità sempre del bilancio, mai andare in negativo, e pubblica un manuale dell'amministratore, che senza creare questa classe di cooperatori, di amministratori, è chiaro che l'evento elettorale non ha un grande successo. Ma anche in questo è moderno, perché la moglie a un certo momento lo rimprovera, lui ormai è un personaggio a livello nazionale, dice: ma tu ti sprechi per questi paesi sparsi? Dice: no, la grande città è come questi 63 paesi, non c'è nessuna differenza tranne la pubblicità. Tu lavori in una grande città, certo sei più noto, ma io ho un disegno di creare una città metropolitana, questo è molto avanti, in modo tale che crea una grande città, servizi comuni in tutto, nei trasporti, nei lavori, nelle cooperative. E quindi anche questo è un aspetto, come anche amministratore, di grande capacità. Non è un caso che parliamo di un territorio dove prevalentemente i voti andavano ai liberali con gli agrari, ai cattolici molto forti. Lui all'elezione amministrativa, avendo lavorato, e questo il suo riformismo concreto e operativo, i socialisti conquistano tutti i 63 comuni, impongono nuove regole che tutelano i braccianti. Noi parliamo di una grande miseria, pensiamo alle malattie, la pellagra, 70% di analfabetismo, perché poi lavoravano 4-5 mesi. Allora lui, con l'imponibile manodopera, le grandi proprietà dovevano comunque conservare un numero anche d'inverno, e l'ufficio di collocamento affidato direttamente ai sindacati. È lì che scatta, prima che in altri posti dell'Italia, la reazione degli agrari che finanziano gli squadristi. Dunque, come scrisse Gobetti,
Matteotti non era il socialista della domenica, nel senso che non era il baracandiero, ma era il socialista democratico, lo possiamo definire così, gradualista, riformista, a differenza del capobanda definito da Cazzullo, cioè Mussolini, aveva forza e vedeva nel Parlamento proprio il ruolo fondamentale della vita democratica. Quindi la famosa conquista del potere non era una conquista sul modello bolscevico, ma era una conquista gradualista fatta anche, come dire, di lentezze politiche. Non a caso tutta la cultura socialista e socialdemocratica di Matteotti derivava dalla scuola austro-marxista, da Adler, da Prampolini, proprio lì dove c'era questo legame con la povera gente, con i ceti meno abbienti. Professor Calì, così facciamo riposare un attimo il professore. Professor Calì. Siamo a Bolzano, nel Trentino Alto Adige. Certo, professor Calì, allora il professor Calì è uno dei maggiori docente, o è stato docente di storia contemporanea, facoltà di sociologia di Trento, è uno dei maggiori esperti, se non il maggiore esperto di storia risorgimentale, di storia contemporanea dell'Alto, moderna e contemporanea dell'Alto Adige. Fermiamoci qui, certo. No, ma quanto è giusto, professore, bisogna anche riconoscere. Allora, professore, io vorrei dialogare con lei sul Matteotti e il Trentino Alto Adige. Prego, se si vuole avvicinare il microfono, perché se no ci chiedono per la registrazione. No, ma proprio i lavori di Caretti, che pongono l'attenzione fin dall'inizio sulla aspetto dell'amministrazione e del lavoro, soprattutto il lavoro operaio, contadino, sono il punto, diciamo così, fondamentale per la comprensione della figura di Matteotti. Io me ne sono occupato in minima parte perché in questi 50 anni in cui ho curato l'archivio Cesare Battisti, che la famiglia mi ha incaricato di seguire, col metodo delle fonti, come sempre, no? Le fonti, come diceva Caretti, fondamentale, mettono in evidenza, proprio per la figura di Matteotti, il ruolo importantissimo che ebbe per il discorso delle autonomie, dell'autogoverno, della partecipazione popolare, che sono aspetti che Matteotti sempre richiama, e i lavori di Caretti lo mettono bene in evidenza, no? Le fonti. È Matteotti che parla, certo, io ho fatto parlare. Certo. Io ho fatto parlare Battisti. Battisti e Matteotti, adesso ho donato per i 100 anni della guerra, perché la guerra è il punto centrale. Ho donato alla Biblioteca Claudio Augusto questo lavoro per il centenario della Grande Guerra, in cui richiamo il rapporto fra le due personalità, Battisti e Matteotti. Nel luglio del 14, quando esplode il mondo, i due tengono una posizione comune. Battisti disperato dice: questo ultimatum alla Serbia porterà alla morte di milioni di uomini in tutta Europa. Matteotti, dall'altra parte, rifiuta l'idea della guerra, lo dice chiaramente a Veglia nelle sue lettere: no, la guerra io, se del caso, la farei la rivoluzione piuttosto che una guerra, che far entrare l'Italia in una guerra. Vedete, due posizioni molto vicine l'una dall'altra. Di lì a pochi giorni, quelli che permettono a Mussolini di abbandonare il socialismo, perché non c'era valore ideale, perché la fuoriuscita di Mussolini in un mese, il passaggio all'interventismo, è l'esempio della nullità del personaggio. Matteotti e Battisti invece vivono, uno drammaticamente come irredento. Battisti dice: la guerra è scoppiata, tocca a noi irredenti, dobbiamo essere parte per Trento e Trieste di quella storia, ma non l'abbiamo voluta noi. E lamenta il fatto che gli austriaci, soprattutto il personale austriaco, le autorità austriache, non hanno mosso un dito per fermare la guerra. E lui è disperato, Battisti stesso lo ricorda Alessandro Galante Garrone. Battisti ha un colloquio con i vecchi compagni socialisti
drammaticamente evidente è la sua disperazione per il fatto che, partendo proprio dalla socialdemocrazia più avanzata in Europa, non è venuto l'ordine di bloccare la guerra. A quel punto lui è disperato, ma non può che seguire da irredento il destino della sua terra. Matteotti viene messo nelle condizioni di non poter nuocere, cioè mandato in Sicilia, costretto a una libertà vigilata, no? Esatto. Per evitare che faccia guai nel momento in cui l'Italia decide di entrare in guerra. Quando è che si ricompone questa frattura socialista? È una frattura tremenda, dolorosissima, che porta il socialismo in tutti gli anni '20 a implodere su se stesso. Poi ci sono le analogie col presente, ma questo è un altro discorso. Di fronte a quell'atteggiamento legato sempre alla guerra, al giudizio sulla guerra, quando si ricompone questa frattura profondissima fra un Battisti e un Matteotti, con la morte di Matteotti, quando nel 25, appunto, gli antifascisti abbandonano quel loro essere intellettuali senza patria, di fatto, tornano ad essere dei patrioti, cioè degli antifascisti, come dicevi giustamente tu. E quello che lo testimonia è il fatto che la ricomposizione, dopo 10 anni di fratture profondissime fra interventisti e neutralisti, toccano questa terra che fu colpita dalla guerra più che altre, no? Perché la guerra è stata per questa regione un disastro assoluto, no? La ricomposizione avviene con le parole di Calamandrei. È Calamandrei che nel 25 ricompone la frattura. E quando lui scrive appunto la sua epigrafe, proprio in corrispondenza della morte di Matteotti, ricordando il Battisti vittima della guerra, e lì c'è il discorso contro la guerra, che è il discorso del vero democratico per l'Italia, no alla guerra. E appunto le parole di Calamandrei: per la libertà contro tutte le tirannie, per la difesa della nostra patria e di tutte le patrie, contro le torbide follie dei conquistatori, per la inerte signoria del pensiero, contro la bestiale tracotanza dei violenti, per la giustizia contro la frode, per l'umiltà dell'onesto lavoro, contro la spudoratezza barattiera, per la umana bontà, contro le minacce, contro le percosse, contro il bastone, contro il pugnale, per tutto questo Battisti salisti sul patibolo come un trionfatore, e il trionfo è anche quello di Matteotti. Quella ricomposizione attende ancora di trovare una sua patria giusta, che è in un'Europa federale, appunto, di un'Europa unita tra i popoli. Matteotti avrà un ruolo importante, no? Sicuramente sarà ricordato come uno dei personaggi dell'Europa. Certo. Io aggiungerei una cosa. Ed è questa. Per Bolzano, solo un'integrazione, c'è poi una coda bolzanina che riguarda Carlo Rosselli, il quale manda alla vedova di Battisti, dice: non si illuda signora, il fascismo è entrato in una dimensione dittatoriale da cui non tornerà più indietro, e dice: vogliono fare un monumento a Bolzano in ricordo di Battisti, vogliono portare lì terra del ruolo in cui Battisti fu impiccato. Carlo Rosselli dice: là porteranno a Bolzano, porteranno non spirito, ma, diciamo così, corpo morto rispetto ai valori rappresentati da Battisti. Carlo Rosselli, vittima anche lui, come sappiamo, è un'altra delle figure che determinano questa nascita nel 25-26 del vero antifascismo. Io aggiungerei che è significativo che nel momento in cui, anche per uscire dalla crisi creata dal delitto, i fascisti puntano una manifestazione a Trento sul luogo dell'esecuzione di Battisti. La vedova va con un panno nero e diffida ai fascisti di strumentalizzare la figura di Battisti in funzione anti-Matteotti, e scrive poi anche un bellissimo messaggio alla vedova: il figlio poi sarà socialista e anche partigiano. Quindi
C'è questa ricomposizione, anche se poi... Anche De Gasperi, perché quando la vedova Battisti scrive una lettera, il giornale del Trentino, il Nuovo Trentino di De Gasperi, il direttore, commenta positivamente la presa di posizione della vedova, che riconduce alla realtà dei fatti e blocca il tentativo di strumentalizzazione della figura di suo marito. Esatto. Questo passiamo ruolo di all'ultima De domanda Gasperi della famiglia, va perché considerato importante anche Certo. per questa presa di posizione. Certo. Solo un ricordo, proprio 20 anni fa, quando sei venuto la prima volta, a questo tavolo c'era anche il segretario della CGIL provinciale Alfred Ebner, oltre noi due. Eravamo più... Ma non eravamo Non eravamo qui, eravamo a Casalto, ma sì. Io mi ricordo, no, perché era, Sì. ripeto, eravamo un po' chiusi E allora, dall'iniziativa della e allora Gruber, chiaramente giustamente. affrontammo anche i rapporti tra Matteotti e il movimento operaio È e una specie scoprimmo attraverso Stefano Carretti che il legame di Matteotti con l'Alto Adige era molto stretto, tant'è vero che gli aveva difeso in Parlamento i ferrovieri che non avevano diritto di voto, ora qui non ci impelaghiamo in questa vicenda. Aveva fatto un'intervista a un giornale tedesco dove lui prendeva le distanze da Saint-Germain-en-Laye, dal trattato che staccava il Tirolo del Sud e lo univa al nostro paese. Quindi ecco, vedete una figura molto complessa che è da studiare. Ecco, io adesso mi avverrei alla fine del nostro... Faccio una piccola aggiunta. Naturalmente ci sarà qualcuno di lingua tedesca, no? Immagino. E comunque che lo conosce tedesco, perdonatemi, ma è significativo che in morte di Matteotti, due esponenti, uno di della popolazione di lingua tedesca, che rappresentavano il Partito Liberale e il Partito Cattolico, però che in quel momento si erano uniti col Deutsche Verband, non fatemi gestacci, io lo pronuncio così, e mandano due nobili messaggi. Uno era Karl Tinzl, l'altro era von Steinbach, che era anche un nobile. Lui poi fu confinato nel 1935 dal fascismo per la sua posizione. Scrivono alla vedova dicendo è stato un grande combattente in difesa anche delle minoranze e noi gli siamo grati per il contributo che lui ha dato perché noi potessimo, lui e Turati, essere rappresentati in Parlamento. Certo. Quindi c'è anche da dire questo appunto che gli fu riconosciuto da queste due figure. Allora avviamoci alla conclusione di questo interessante dialogo. Il punto della guerra. La guerra è il punto centrale della lacerazione profonda della democrazia in Italia, di cui però ancora oggi ne vediamo le conseguenze. Certo. La guerra è sempre presente. Purtroppo questo è l'aspetto più drammatico. Allora, ci sono due capitoli di questo libro, esattamente La voce di Velia e il dialogo interrotto, quindi sulla famiglia Matteotti. A me questi due capitoli mi sono ricordato dell'Amleto di Shakespeare. A un certo punto c'è Amleto che chiede a degli attori di rappresentare la morte di Priamo attraverso Ecuba. Ed Ecuba, a un certo punto, un attore di questo gruppo afferma: ma Ecuba chi era per Priamo e Priamo chi era per Ecuba? E Amleto viene affascinato da questa. Allora io ti chiedo, nella famiglia Matteotti chi era Velia per Giacomo Matteotti? E Giacomo Matteotti cosa deve riconoscere a Velia? E poi soprattutto la tragica vita di Velia Matteotti, che non dimentichiamo muore a 49 anni e vediamo in che condizioni durante il ventennio. Ora è difficile dire, qui rimando ai loro carteggi, che sono 700 lettere che hanno ispirato adesso molti spettacoli. Ad
adesso ne uscirà uno di Ottavia Piccolo, quello di Cazzullo con Monio Ovadia. È un grandissimo amore che neppure le vicende, le persecuzioni da parte degli squadristi, il fatto che loro devono abbandonare Fratta, poi anche a Varazze vengono perseguitati, però è veramente una grande intesa, una comunione di interessi culturali. Sono entrambi dei grandi lettori, amano entrambi la musica. Lei è sorella del famoso appunto baritono Titta Ruffo, amano la prosa, i primi esperimenti e sono due persone che riescono, nonostante questa situazione drammatica, a cogliere anche i piccoli momenti per godere della vita. Però qui avrei avuto bisogno del supporto, delle belle parole che loro si scambiano. Muore Matteotti. Gli antifascisti dicono bene, dopo le leggi fascistissime e dopo il processo Beffa di Chieti lei non può rimanere, e allora studiano per farla andare a Parigi. Allora scatta subito la minaccia che è del questore di Rovigo, ma poi anche del capo della polizia: se vi avvicinate al confine lei e i suoi figli rischiano la vita. Proprio una minaccia. Naturalmente poi questa viene applicata mettendo per tutto il periodo fascista alle costole tutta una serie di poliziotti, non solo, ma anche, perché bisogna riconoscerlo, il fascismo sul piano, diciamo, della polizia non era da invidiare a nessun altro, l'opera funzionava, addirittura pare che fosse stato un ex collaboratore, ma magari non era neanche stato, di Matteotti, che diventerà poi dopo il tutore dei figli. Cioè, adesso è uscito un bel volume, è una spia. Lo si scoprirà soltanto nel dopoguerra, perché è nell'elenco dell'opera. Cioè, giorno per giorno lui manda tutte le indicazioni. Questa era la loro vita. Vi faccio solo un accenno. Io ho conosciuto i figli appunto all'inizio anni 70, però appunto mio zio diceva, mi raccomando, con Giancarlo che ha giocato col padre, che lo ricorda, non toccare assolutamente mai questo tema. Io non l'ho mai fatto. Proprio poco prima di morire, però ci frequentavamo perché andavo a Fratta a vedere le carte dell'archivio. Poi dice: Stefano, ti lascio le mie memorie, non sono da pubblicare, ma tu che hai tanto, è la prima volta che me ne parlava, hai lavorato per mio padre, per mia madre, puoi estrarre alcuni passaggi. Io me ne richiamo brevemente due perché c'è tutto. Varazze, loro sono trasferiti lì dove Titta Ruffo aveva una casa al mare. Anche lì vengono perseguitati, Matteotti stesso non può andare, e il piccolo Giancarlo lo racconta lui, è sulla riva del mare, sente un bisognino, si avvicina e a un certo momento sente un ceffone che lo getta a terra e dice: io pensavo, ho fatto questa cosa, però perché un ceffone? In realtà è uno squadrista con la camicia nera che dice: questo è per tuo padre. Questo era il fascismo. Non solo, ed è questo secondo me un passaggio struggente, perché viene fuori quello che lui aveva sofferto. Con lui, ripeto, non ho mai potuto affrontare il tema, l'ho letto questo però e l'ho voluto riportare e lui mi ha autorizzato. E lui scrive: per molto tempo siamo stati tenuti all'oscuro di tutto ciò che era successo. I 3 figli vengono mandati da 2 sorelle di Veglia a Milano che avevano sposato 2 fratelli che erano 2 industriali di origine cecoslovacca. Ritornati a Roma abbiamo continuato a correre alla porta ad ogni squillo di campanello. C'era stato detto che il papà era partito per un lungo viaggio. Quando lo sapemmo, quel suono di campanello si spense per sempre assieme alla speranza. Grazie. Io ho avuto la fortuna di conoscere nell'altra vita, quando facevo politica,
nel PSD, Saragattiano, ho avuto la fortuna di conoscere Matteo Matteotti e Giancarlo Matteotti. Matteo Matteotti era ministro del commercio estero all'epoca e ricordo il suo comizio molto, come dire, asciutto, molto poco anti-retorico. Arrivava proprio, come si suol dire, al sodo dei problemi. Giancarlo, io ricordo che è stato un ecologista ante litteram. Io sono originario di Foggia e alcuni compagni e compagne di Foggia mi raccontavano che negli anni 60 girava per le farmacie chiedendo se vendevano la pillola anticoncezionale. Cos'era successo? Nel 1961-62, ora l'epoca esatta non me la ricordo, comunque il Parlamento gli aveva dato l'autorizzazione a procedere contro Giancarlo Matteotti perché aveva messo in discussione l'allora articolo 553 del Codice Penale contro la procreazione e quindi era stato denunciato. Poi questo articolo fu dalla Corte Costituzionale abrogato. Quindi un personaggio davvero al di fuori è anticipatore di tempi. Poi certo leggere qui queste... Scusa Destini, però chiudiamo col suo dramma, ecco, col suo dramma, perché è importante la cosa ecologica. Certo, però mi diceva, aggiungo questa cosa, perché qui c'è la rivelazione del dramma. Vassalli, dopo Pertini, è stato il presidente della nostra fondazione Turati, era legatissimo. Mi ha detto che quando ero ormai in coma, stavo morendo, e secondo me viene fuori tutto, lui ripeteva: perché ci hai lasciato, perché ci hai lasciato, che non l'aveva mai detto. Bene, come capita in ogni dibattito, se c'è qualcuno che vuol porre domande al professor Calì e al professor Stefano Caretti, sono a vostra completa disposizione. Prego. Vengo io, aspetta. Eccomi qua, mi sentite? Sì. Volevo fare una domanda antifascista. Allora, sì, credo che... Allora, la legge Acerbo, che nel filmato non è stata citata, ha consentito al Parlamento di avere la maggioranza assoluta, quello che sta tra l'altro succedendo in questo momento, pari pari. Allora la domanda è, questa è stata veramente una legge truffa, ha consentito, anche se poi è successo tutto quello che è successo, ma loro avevano la maggioranza assoluta, il re non ha fatto niente, eccetera. Adesso che noi abbiamo questo governo, abbiamo questa maggioranza grazie a una legge particolare, la proposta di cambiare la Costituzione con il premierato, io la vedo nella stessa identica maniera e anche se viene fatto forse il referendum, io ho l'angoscia che questa qui sarà un passo che poi non ci farà più tornare indietro. Ecco, volevo sentire cosa ne pensate. La ringrazio perché mi consente una precisazione. Questa è una sintesi. In quello di 50 minuti non solo c'è la legge Acerbo, c'è il Gran Consiglio che viene creato e la marcia su Roma. Cioè, questo voglio dire perché lei ha detto giustamente un passaggio importante, ma io aggiungo doloroso, perché quanti sono i deputati fascisti quando si discute la legge Acerbo? 37. Una grande minoranza. Quindi il problema è che è un suicidio, perché c'è tutta una parte del Partito Popolare che la vota, tanto che poi si staccherà e entrerà nel listone. Liberali che la votano, una parte di socialisti che non vota
ecco, voglio dire, è un suicidio. Abbiamo 37 persone, cioè non abbiamo come adesso, ma la storia non si ripete per fortuna, ma non abbiamo come adesso una maggioranza. Abbiamo una piccola minoranza che però riesce a far passare, ed è l'atto finale. Io poi come storico non posso pronunciarmi sul presente, però io credo che, o almeno mi auguro, come per il passato progetto di Renzi, che poi ci sia una reazione che quindi non passi col referendum. Sarà un altro mese, ci sono degli anticorpi, diciamo. Sarà un altro mese antifascista. Lì, naturalmente Mussolini ha questa forza, una milizia nazionale, sciolta la Guardia Regia che giurava fedeltà al re, ha il Presidente del Consiglio, sì 37 deputati, ma 300.000 uomini che vengono poi dall'esercito, e questo naturalmente grava come conseguenza. Però se uno va a vedere il voto si rende conto che ci furono molte defezioni, votarono non tante, se no, e la legge non passò, mi pare, per 20-30 voti. Turati lo dice alla Kulishov, questo è l'inizio della fine. La domanda della signora. Il problema è che il Parlamento italiano, quando nel gennaio del 25 Mussolini riprende il controllo della situazione, lo fa di fronte a un Parlamento che davvero ha le caratteristiche che purtroppo Mussolini stesso aveva richiamato. Un'aula sorda e grigia. Era un'aula sorda e grigia, perché il Parlamento italiano, non solo in quell'occasione, ma sicuramente in quell'occasione lì, i liberali stessi, i democratici, erano convinti di riassorbire il fascismo, riuscire a, diciamo così, a rendere innocuo Mussolini. Questo è un errore fatto dal popolo attraverso le sue rappresentanze. La debolezza del Parlamento italiano, che poi si caratterizzerà anche in altre vicende, no? Ma in quella soprattutto, potevo fare di questa... Mussolini interviene no? Un bivacco di manipoli. Non ha avuto bisogno dei manipoli, è venuto in vagone letto a Roma a prendere il posto di presidente, perché c'era un Parlamento che comunque nella sua maggioranza gli confermava il consenso. Questo, questo richiama il carattere degli italiani, il problema è il carattere di questo popolo. Se si arriva a considerare la nipote di Mubarak una vicenda di cui discutere in Parlamento, cosa sta a rappresentare? Che il carattere degli italiani è un carattere debole. Allora, in attesa che i Matteotti diventino tanti, teniamoci Matteotti almeno. No? Bene, io chiuderei con quello che disse Giuseppe Saragat il 10 giugno del 54. Il socialdemocratico, la sua anima viene fuori. Viene sempre, no? Non ho rinnegato, cambiato ma non rinnegato. Anche perché poi alcuni temi li trovo convergenti con le idee che avevo negli anni 60. I cavalli del sole varcano il tempo, trascinando il carro leggero del nostro destino. Altro non resta che tenere salde le redini. Bene, compagni e compagni, teniamo salde queste redini e soprattutto tra qualche mese riuniamoci ancora per combattere questo referendum. Grazie per la cortese attenzione e il professore è a disposizione per le fatidiche firme.